La pallavolo in campo anche oggi. Sì, beh, è una bellissima giornata, festa dello sport, poi la location è veramente bellissima qui in Piazza Mazzini e in tutti i Carruggi, e noi abbiamo portato un po' dei nostri bimbi e devo dire oggi c'è stata molta affluenza stamattina, pomeriggio, abbiamo fatto giocare i ragazzi, che la pallavolo poi si presta anche a chi comincia a fare qualche palleggio, qualche attacco, quindi una bellissima giornata. Una bella stagione questa, Alessandro. Sì, assolutamente, è iniziata lo scorsa primavera con la vittoria nel campionato italiano per la nostra giovanissima atleta, si chiama Alessia Marena, 8 anni, campionessa italiana, quindi siamo molto orgogliosi e siamo qui a fare un buon lavoro, cerchiamo di fare un buon lavoro, dai. Oggi è una bella giornata dove appunto ci si può cimentare in tanti sport, tra i quali il nostro, dove appunto grosso divertimento, i bimbi possono sperimentare con le attrezzature elettriche la nostra disciplina e quindi divertirsi in questo contesto di Chiavari. Basket in piazza, sembra che sia andato tutto bene, i ragazzi si sono divertiti, molti bambini si sono avvicinati, speriamo che li troviamo nei prossimi giorni in palestra, visto che lo scopo era comunque questo. Qui abbiamo tutto il settore silver che è molto numeroso e tecnicamente preparatissimo, e il settore gold, quindi è l'agonismo diciamo a 2 livelli, e poi abbiamo avuto tanti bambini che hanno provato e si sono appassionati a questa disciplina che è sempre comunque giovane. Oggi abbiamo portato la parete di arrampicata, come avete visto, che è una cosa che piace moltissimo ai bambini, per cui siamo stati assaltati molto volentieri da tutti i bambini. Impegnativa ma molto gratificante, che oltre a fare all'interno della palestra poi ha uno sfocio verso l'esterno, quindi nelle varie falesie ligure, accompagnati da istruttori ovviamente tramite il CAI.